E come preannunciato, ora andiamo in quel di Vittorio Veneto, esattamente all'ospedale di Vittorio Veneto, per conoscere quale nuovo servizio è stato inaugurato in questi giorni. L'ospedale di Vittorio Veneto ha un nuovo ambulatorio per la chirurgia maxillofacciale. A dirigere il dottor Marco Rossi. 6 i posti letto dedicati nel reparto di Day Week Surgery multidisciplinare. Avere la chirurgia maxillofacciale, avere una persona di altissima qualità come il dottor Rossi significa aumentare il livello veramente nel distretto testa-collo di professionalità. Abbiamo già il dottor Andy Bertolin, che è un'eccellenza riconosciuta a livello nazionale. Avere anche il dottor Rossi significa completare e dire che il centro di Vittorio Veneto è un riferimento regionale per la testa-collo, quindi completo. E questo credo sia un onore per me, ma anche per tutta la cittadinanza di Vittorio Veneto. Il servizio è rivolto alla diagnosi e al trattamento delle patologie chirurgiche del distretto orale e cranico maxillofacciale. Siamo veramente onorati che sia stata fatta questa scelta all'interno del nosocomio di Vittorio Veneto. È un'aggiunta alle grandi qualità che offre dal punto di vista dei servizi che vengono offerti all'ospedale di Vittorio Veneto, e questo ci fa anche ben sperare perché l'ospedale di Vittorio Veneto innanzitutto rimanga un ospedale generalista, ma che soprattutto si specializzi nelle terapie, soprattutto per quel che riguarda la parte del collo e della testa. E sarà il secondo polo dell'US numero 2, quello di Vittorio Veneto. Affiancherà infatti quello di Castelfranco, assicurando così una risposta completa e tempestiva a tutta la cittadinanza. Le liste d'attesa non avranno, anzi saranno sicuramente evase nei tempi richiesti. Addirittura mi permetto di dire che per quanto riguarda il bacino d'utenza del distretto di Pieve di Soligo, le prestazioni che sono state erogate quest'anno in priorità B, P e D sono state evase nel 100% dei casi entro i termini previsti.